Siamo così arrivati alla settima corsa del convegno, il premio Ardenna, dotazione di 6.600 euro per questa corsa condizionata riservata ad europei di 4 anni, vincitori da 5.000 a 15.000 euro nella carriera. È una corsa con partenza dietro l'autostart che si disputerà sul Miglio e andiamo a leggere il campo dei partenti quando i cavalli sono già tutti raccolti nella retta delle scuderie in attesa del segnale delle luci dell'autostart a chiamarli. Con il numero 1 abbiamo Genesi dei Venti, Giuseppe Lombardo Junior, con il numero 2 Gaias Life con Maria Laura Lonano, con il numero 3 Gillistar dei Rum Davide Cangiano, con il numero 4 Gigante con Vincenzo Mango, con il numero 5 Grace di Casei Alberto Garruto e con il numero 6 Gemilia RL con Andrea Farolfi, mentre la macchina ha chiamato i concorrenti e incomincia a avviarsi per introdursi nella curva. La seconda fila è composta da 4 cavalli, il numero 7 Gioconda Griff Edoardo Locisano, che è anche il cavallo in questo momento più appoggiato al gioco, 2,75 la sua quota fissa, con il numero 8 Gandalf W Fiore con Vincenzo Luongo, con il numero 9 Gabarit VP dell'Annunziata e con il numero 10 Goshiba con Antonio Di Nardo in sulchi. Macchina sta per completare il percorso della curva e sta per entrare nella retta delle tribune dove avverrà lo stacco. La macchina accelera, stanno per chiudersi le ali, sta per prendere il via questa settima corsa. Parte davvero molto veloce, Gigante, con Mango che prende subito la testa della corsa, rimane dietro di lui il numero 3 di Gillistar dei Rum, mentre dal numero 6 prova ad andare subito davanti Gemilia RL con Andrea Farolfi che viene parato, però dal numero 5 di Grace di Casei, quindi sono 3 su di una linea, quando siamo ai 200 metri passati in 14,6. Andrea Farolfi insiste, quindi supera l'opposizione di Grace di Casei e si porta direttamente su Gigante, chiede strada, ovviamente c'è un iniziale no, poi si sfonda e si passa e quindi davanti a tutti Gemilia RL, attenzione si è un po' volato, 28,8 per 400 metri e Andrea Farolfi però è davanti a tutto il gruppo con il suo numero 6 che gli ha permesso comunque di ottenere la prima posizione. Arriviamo agli 800 metri in 44, si è andati, ha già preso un po' in mano Andrea Farolfi, 15,2 quando sta arrivando VP dell'Annunziata con Gabarit che gli si mette a destra per accompagnarlo, nulla di più di quello. Arriva anche dalla terza ruota Gandalf W Fior che prova a non perdere il treno delle prime posizioni, 59 per i primi 800 metri quando Gabarit si è messo completamente e copre il numero 6 di Gemilia RL. Quando stiamo per andare al chilometro Andrea Farolfi prova a riaccelerare per togliersi l'ingombrante presenza dell'ospite esterno e quindi si riprende una mezza lunghezza di vantaggio, continua a seguirlo il numero 4 di Gigante. Arriviamo a quando mancano più o meno 400 metri all'arrivo, retta delle scuderie in 14,9, posizioni rimangono ferme, nessuno sembra avere la forza di risalire, neanche Gandalf W Fior e quindi sempre davanti a tutti abbiamo Gemilia RL che sta per numero compiere 7, gli ultimi Gioconda tratti Griff, della curva, trascorsi in 15,3, siamo in rallentamento ma è davanti a tutti Gemilia RL, prova a difendersi da una serie di cavalli che provano ad attaccarlo, tra cui Gabarit che riparte e arriva anche Gandalf W Fiore, vince Gabarit con VP dell'Annunziata che proprio sul palo ha la meglio, 14,6 per vincere questa corsa, 2,038 il rotolo. Gabarit era un cavallo che dava 8, quindi un cavallo era atteso ma neanche troppo, quindi vince Gabarit davanti al numero 6, al numero 8 e al numero 1 di Genesi dei Venti. Questo è numericamente l'arrivo di questa settima corsa, ripeto ancora, che si è portato a casa Gabarit, guidato da VP dell'Annunziata per Andrea Bigliardi. La proprietà è dell'allevamento di Vergiano di questo maschio di 4 anni da Fabulous Wood e Cherish Love.